Ma il tema del disagio giovanile, che poi si manifesta anche con episodi di violenza come quelli che abbiamo visto gli ultimi giorni, è un tema che va affrontato con grande serietà e grande spirito di responsabilità, ma soprattutto va affrontato da comunità. Mettere sullo stesso piatto la violenza giovanile e il dibattito politico credo sia sbagliato e irrispettoso. Noi continuiamo a lavorare da una parte con le forze dell'ordine per cercare di evitare situazioni di tensioni, dall'altra con la formazione, la sensibilizzazione e l'educazione nelle scuole per prevenire queste situazioni. È evidente che oggi c'è un problema legato alla dipendenza da sostanze stupefacenti. Gli ultimi episodi, in particolare la chetamina, che è una sostanza chimica devastante per le cellule del cervello, e quindi io voglio prendermi davvero un impegno in prima persona, non tanto come sindaco ma come cittadino, per aiutare questi giovani ad avere la consapevolezza di quello che fanno, che possano scegliere loro da soli di non scivolare nelle dipendenze e quindi poi in gesti ed episodi di violenza. Dobbiamo lavorare da comunità, la politica deve lavorare per costruire un futuro importante a questi giovani e non trasformare questo tema in un campo di battaglia politico